La coda per salire su una giostra, la pretesa di passare avanti, la lite e poi la violenta aggressione è accaduto intorno alle 22 del 24 settembre alla sagra paesana di Buttapietra, ferito con un taglierino un tredicenne del luogo colpito con un fendente all'avambraccio sinistro. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bussolengo con una prognosi di 5 giorni. Una serata di festa e di allegria che si è trasformata in un incubo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri. In poco tempo i militari dell'Arma hanno identificato i ragazzini coinvolti nella rissa. Si tratta di 3 minori che sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. Sono giovanissimi, coetanei della vittima, tutti di origine straniera tra i 14 e i 15 anni. Un'aggressione scoppiata davvero per futili motivi durante la festa patronale di Buttapietra che poteva avere conseguenze ben più gravi. Dalle parole sono passati subito ai fatti e nelle mani di uno dei minori è spuntato un taglierino. A seguito della denuncia querela sporta dalla vittima sono stati identificati i 3 ragazzi stranieri, tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Venezia.